ricominciamo da qui, ricominciamo dalla poesia, dalla cultura, dall'arte e per ricominciare da questi elementi che possono essere di assoluta tranquillità per riprendere la vita quotidiana, la vita normale dopo la pandemia che ci ha toccato, ho pensato di invitare un ospite, un personaggio che conosco da tanto tempo e che ritengo possa essere adatto a questa trasmissione. E si chiama Alberta Belussi. Ciao Alberta. Ciao Bruno. E ho letto il suo ultimo libro, Mission Veneta. E allora ho pensato di trasformare la curiosità, di portare alla curiosità di questo libro, Alberta, facendo 4 trasmissioni. Riprendiamo da qui per parlare, non per raccontare tutto il libro, perché naturalmente la cosa più importante è che la gente compri il libro e se lo gusti, se lo legga capitolo per capitolo, elemento per elemento. Però per dare l'indicazione di cosa contiene in 4 puntate e dopo tanto sofferto, tanto soffrire da parte mia, sono riuscito ad ottenere la presenza di Alberta. Alberta, da cos'è scaturita questa idea del libro Mission Veneta? Ma in realtà il libro nasce da un blog che tengo da diversi anni che si chiama ilcuoreveneto.it e nel quale raccolgo tutte le chicche, le curiosità della cultura veneta, perché a me piace, cioè io sono una cittadina del mondo, però credo che sia importante conoscere da dove veniamo. E il blog, lo potete vedere, ha tantissimi contenuti, ha curiosità, aspetti storici, aspetti dell'arte, ricette, però mi piaceva anche l'idea che non rimanesse solo qualcosa di informatico, ma che fosse anche cartaceo. Quindi l'editore con il quale avevo pubblicato un altro libro, ho fatto questa proposta e lui mi ha detto guarda, è carino perché ha dei contenuti facili, leggibili, è un piccolo scrigno nel quale sono contenuti, a me piace pensarlo come uno scrigno con delle piccole perle di veneticità e mi piaceva l'idea di fare un piccolo libricino nel quale anche magari le nonne potessero leggerlo alla sera ai nipoti, perché sono quelle cose che sono nella nostra cultura, appartengono a tutti noi, no? Poi magari quando iniziamo a parlare di qualche contenuto potranno capire, no? Certo. Difatti, Alberta, a me è incuriosito, mi sono incuriosito proprio leggendo questo piccolo capolavoro, direi, proprio per quegli elementi che tu hai detto, che hai inserito in questo libro, che danno serenità e sinceramente la parte prima mi ha talmente avvinto che ho continuato a leggerlo e ho detto questo si può trasformare in 4 appuntamenti soltanto per spiegarlo con i nostri ascoltatori. Ritengo sia importante dopo, e parliamone pure dopo un periodo così drammatico che abbiamo vissuto, che sia importante ricominciare anche dalla cultura, non soltanto dal lavoro. Giustamente il lavoro, giustamente tutto quello che vuoi. Bruno, perché dà serenità, perché sono contenuti belli, sono contenuti che ci appartengono un po' a tutti noi e poi insomma cose che usiamo quotidianamente e magari non sappiamo nemmeno l'origine, no? E sicuramente credo che la ripartenza dopo un periodo così difficile che ha scardinato tutte le certezze che avevamo, una delle certezze che forse non perdiamo è proprio la nostra origine, le nostre tradizioni, da dove veniamo. Quindi quello è sicuramente un punto dal quale ripartire e farne grande valore, perché vediamo, non so, il turismo oppure il patrimonio dell'umanità, del Prosecco, quindi abbiamo dei punti, dei valori molto importanti dai quali ripartire e questo è un piccolo, a me piace, di solito non mi piace tanto parlare, ma mi piace dare il mio contributo in cose concrete, questo è il mio piccolo contributo alla mia regione, insomma al mio territorio. Nel primo capitolo tu parli di modi di dire, sì. È simpaticissima. Per esempio, tu parli di skei. Sì. Mi vuoi dare l'idea ai nostri ascoltatori che
da dove viene questa definizione SCEI? Beh, allora, SCEI è una parola che per tutti i veneti, quando dobbiamo parlare di denaro, per noi il denaro è SCEI, insomma, no? In realtà lo usiamo, ma spesso non sappiamo questa parola da dove ha origine. È una parola che ha origine, che ci è stata portata dalla dominazione austro-ungarica, no? Quando il Veneto era il Regno Lombardo-Veneto, nel 1815 gli Asburgici, quando arrivarono, portarono con sé anche questa monetina che adesso noi vediamo, che era il centesimo, e come vedi c'è scritto Skei de Münze. Per gli austriaci il centesimo era Skei de Münze, quindi era la monetina più piccola. E quindi i veneti, che sono famosi per accorciare le parole, per noi accorciamo tutto, no? Era troppo lungo dire Skei de Münze, per cui questa monetina che gli Asburgici portarono e che la usavano come moneta comune era Skei de Münze, e per un veneto divenne Skei, per cui dalla dominazione austro-ungarica noi ci portiamo questa parolina che è diventata la nostra parola per dire denaro, insomma. Difatti anche oggi la usiamo, Genatus Skei. Infatti guarda, nel mio libro ci sono anche dei modi di dire, perché mi piace, mia nonna me ne diceva un sacco, allora li ho raccolti e te ne leggo alcuni. Per esempio, piccol fa un scheo, no? Spostio de 20 schei, chino che fa conde un scheo non vale un scheo, i schei e l'amicizia in orbissia giustizia. I Skei fa baiare i sorsi, i Skei non ha gambe ma i core, i Skei porta l'acqua al sopparon. E ho scoperto nelle serate che ho fatto nei vari comuni, insomma sono stata chiamata dall'università, dal Cerletti, così, ho scoperto che poi ogni paese, ogni area geografica ha anche i suoi detti legati a questi, però comunque appartengono alla nostra cultura, no? Appartengono a noi, perché spesso ci dice spostio dei 20 Skei, te si piccenin fa un scheo, no? E quindi nel libro trovate anche questi contenuti. Ma è diventata anche una definizione mondiale, cioè in tutto il mondo si sente parlare di Skei. Beh, anche ciao, sai che ciao è una parola veneta, certo. no? Era ciao suo sorbaron, è una parola che si usa veramente in tutto il mondo, però è una parola che nasce in Veneto, nasce in questa devozione che avevano i servi verso il proprio padrone, gli dicevano schiavo suo, e da schiavo suo diviene ciao e poi ciao, per cui abbiamo delle parole che anche un russo sa cosa è ciao, per cui sono parole venete, ma parole che usiamo ovunque ormai. Certo. No? Ma visto che è finita questo periodo, almeno stiamo uscendo dal periodo della pandemia, stasera se troviamo uno spritz, come si dice? No, anche lo spritz, questa bevanda, che adesso va di moda ovunque, una volta era solo Veneto, no? E adesso invece si beve un po' dappertutto. Lo spritz anche è una bevanda che nasce sempre nel periodo austro-ungarico di cui parlavamo prima, perché per gli austriaci, per i soldati, per i diplomatici avevano preso quell'abitudine tutta veneta di andarsi a bere l'ombretta come così momento di pausa. Però mentre per un veneto l'ombra di vino bianco con una gradazione alcolica di 13 gradi la reggeva, gli austriaci non riuscivano a reggere questa gradazione alcolica, allora presero l'abitudine di chiedere all'oste di spruzzare dentro l'ombra di vino bianco. All'inizio era dell'acqua, cioè allungavi l'ombra con l'acqua. In tedesco spruzzare si dice spritzen, per cui quando il cliente si avvicinava all'oste e diceva mi spruzzi, spritzen dell'acqua, allora questo rendeva il vino più leggero, lo rendeva più bevereccio, per cui il primo spritz era in realtà un vino allungato con l'acqua. Però siccome l'acqua, ma si sei pai... E i cristiani mai. Allora... si è aggiunto, poi, si sono aggiunti degli altri. Come il manifesto che avevano prima mandato in regia, lo spritz in realtà si prepara poi in vari modi, si prepara con l'aperol, col bitter, col cinare, però
in realtà anche questo questa bevanda nasce a Venezia e nasce a Venezia durante la dominazione austro-ungarica. Si dice addirittura, Bruno, che le nobildonne veneziane, quando avevano capito che si poteva andare a bere questo aperitivo così leggero e bevereccio, ne avevano fatto anche loro un buon uso, per cui si trovavano il pomeriggio nei bacari veneziani a fare a rendere onore a questa usanza. Io direi che come prima parte, come prima trasmissione, come presentazione del libro, potremmo finire qui. La prossima potrebbe essere i personaggi che sono inseriti nel tuo libro. Okay. E dove possiamo trovare, dove possiamo andare ad acquistare questo volumetto? Il libro così intanto simpatico, facciamolo vedere. È edito da Alba Edizioni, per cui si può comprare nelle librerie della provincia di Treviso, si può comprare online, si può comprare direttamente nel sito di Alba Edizioni e come vedi anche nella copertina in realtà riassume un po' i contenuti. C'è Venezia perché per un veneto è il cuore pulsante, c'è il boccolo perché è la tradizione della festa del boccolo, il pane e vin, gli asparagi per tutta l'area delle ricette e nell'angolino ci sono io, insomma. Senti, è il signor Davidore, finimo là. Sì, guarda, il signor Davidor era un'esclamazione che mia nonna mi diceva sempre, oh signor Davidor, e non mi era mai venuto in mente di chiedermi perché questa cosa. In realtà, Bruno, tu devi sapere che il primo ponte sul Piave è stato fatto nel 1871 ed era un solo ponte. Però dalla sorgente alla foce il Piave a fine 800, inizio 900 aveva molta acqua, aveva molta portata di acqua e per traghettarlo da una sponda destra alla sponda sinistra e viceversa era necessario che ci fossero i barcaroli. E quindi il signor Davidor era uno di questi barcaroli. Ma se forse tu te lo ricordi, c'era un detto che è «O signor Davidor, c'ho il sua barca e vegne mecior». Che quel da Zian le un poro can, quel da Bigoin le massa piccinin, quel da Col non me vol e quel da Onigo non me fido. Simpaticissimo. Allora, simpaticissimo. se traduciamo in italiano questo detto, il signor Davidor in realtà era il più forte di tutti, perché quello da Ciano del Montello era un poveraccio, quello da Bigolino era troppo piccolino, per cui difficile. Traghettarlo diventava quello difficile. Da Covolo non mi vuole e di quello da Onigo non mi fido. C'è anche una foto molto bella che fa vedere proprio come vediamo se è, questa era una foto dell'epoca, questo era il signor Davidor, questa era la barca che serviva per traghettare le persone da una sponda all'altra del fiume. Di solito portava una decina di persone, per cui bisognava anche avere una certa forza, perché comunque il fiume Piave, quando è a portata, è anche molto vigoroso, per cui ci vuole anche forza, no? E quindi il detto viene da qui. Allora diciamo che col signor Davidor finiamo qua la prima parte, la prima puntata, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori e video ascoltatori su Veneto Globe. Ricordatevi, scaricate l'app perché è importante e molto facile vedere i nostri eventi, le nostre trasmissioni. Vi diamo appuntamento con Alberta alla prossima, con piacere. fra 3-4 giorni riusciamo ad averti ancora in studio. Bene, grazie ad Alberta per essere venuta, grazie alla redazione per averci seguito e arrivederci alla prossima. Grazie, arrivederci.